Buonasera a tutti ragazzi, sempre fatti strani perché stavolta girando per i siti albanesi, quindi sono andato diciamo, a rovistare un po', diciamo, il web albanese e ho scoperto una cosa davvero strana. In effetti, un certo, diciamo, Gani Curi, un mese fa, diciamo, ha previsto in uno spettacolo televisivo, ragazzi, sto traducendo dall'albanese, quindi che in Albania sarebbe stata colpita da un potente terremoto a novembre. Quindi diciamo che già così, ragazzi, già fa pensare che questo come ha fatto a prevedere questo potente terremoto, ma non finisce qui, perché lui, questo Gurgur, Gani Gurguri, quindi ha predetto con precisione la data in cui si verifica il terremoto. Quindi non ha previsto il suo epicentro, ma ha previsto la data, diciamo. Lui in un'intervista per windowware.net, ciao Aurora, il 20 ottobre scorso, lui ha, diciamo, che qua è arabo quasi, quindi questo qua fa il meteorologo, quindi non è una persona, diciamo, anche comune, quindi fa per mestiere il meteorologo. Ha detto che un potente terremoto avrebbe scosso l'Albania tra il 25 e il 27 novembre, ragazzi. Quindi oggi è 26, diciamo che questo ha azzeccato in pieno. Ma non sappiamo come lo sapesse oppure non lo so, ragazzi, eh. È ampiamente conosciuto nel suo distretto, diciamo, diciamo dove abita, ma anche in altre città dell'Albania, questa per la sua speciale capacità di prevedere il tempo. Quindi lui è un ottimo meteorologo, quindi ha una forte capacità di intuire il prevedere il tempo. Sì, sì, ciao Lupus. Quindi Gurgur ha anche mostrato previsioni che sono state tutte messe in modo accurato, quindi questa persona, a parte che ha azzeccato quasi il terremoto, diciamo, lui ha detto tra il 25 e il 27, diciamo che l'ha presa quasi in pieno, giustamente oggi è 26, quindi le sue previsioni sono sempre accuratissime, quindi indovina sempre, quindi è conosciuto per le sue previsioni meteo, quindi non è un, diciamo, uno così, di un cittadino comune, quindi girovagando per il sito web, diciamo, albanese, ho trovato questa qui, diciamo, perché questo qua scrisse, anzi disse in TV durante uno spettacolo, potente terremoto in Albania, cadrà tra il 25 e il 27 novembre. Chi è il frecciano che ha predetto le scosse apocalittiche che hanno scosso il paese? E difatti si chiama come un nome strano, Gani Gurguri, cittadino di Fier. Sì, sì, allora ti faccio l'ultimo, io ho fatto questo qua per questa persona che ha predetto questo terremoto. Quindi allora, il numero di vittime è salito ancora, ragazzi, quindi ce ne sono 22 adesso. I feriti stanno a 700, quindi sono saliti ancora un pochino. Secondo gli ultimi rapporti, questo è proprio il sito albanese, lo sto traducendo man mano che mi esce in italiano, però a volte delle parole sono un po', non si capisce, però qualcosa si riesce a capire. Dice ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sì, sì, questo l'ha indovinato proprio Lupus, non so come ha fatto, ma l'ha fatto comunque. Quindi diciamo che ci sono ancora persone sotto le macerie e quindi tutti gli edifici crollati stanno ancora neanche a metà dell'opera, ragazzi, perché sì, sì, a parte pure questo, può essere anche il cambiamento climatico, sì. I sismologi hanno affermato quindi alle ore 21:56, ora italiana, che ci sono stati 200 colpi di terra in Albania, cioè loro traducono così, però la traduzione è 200 scosse di assestamento, diciamo, in Albania, quindi la traduzione, come vedete, non è precisa, però quello significa. Quindi oltre 200 scosse di assestamento in Albania.
Quindi diciamo che sta continuando la scia sismica, non sta finendo. Quindi sono andato proprio per vedere proprio nel sito albanese per sapere proprio le ultime informazioni. Quindi questo è proprio di adesso, quindi l'ho trovato in albanese, è un problema un po' diciamo la traduzione perché come vedete non è proprio precisa. Quindi diciamo che come ho detto, qua ci sono pure le previsioni, sto girando perché ci saranno le piogge dopodomani, quindi devono fare in fretta per diciamo sollevare subito perché domani, ciao Ali, domani diciamo sarà buon bel tempo, ma dopodomani ragazzi porta pioggia, quindi devono sbrigarsi prima che arrivi la pioggia in effetti, quindi dopodomani in tutta l'Albania, ragazzi, specialmente dove c'è stato questo forte terremoto, c'è pioggia, quindi devono muoversi e vedere come fare, anche perché sono arrivati gli aiuti dall'Italia, da quasi tutte le parti e quindi stanno scavando chi con le mani, chi con le pale, diciamo. Poi devono fare pure attenzione, ragazzi, quando scavano per tirare bene i pezzi, perché tu puoi fare, tirando con la pala puoi fare male a una persona che sta intrappolata, quindi diciamo che è un'azione un po' delicata, quindi non è che la puoi fare veloce veloce, cioè non è che vai con la pala meccanica e ci muovi tutto, dopo sta la gente sotto, che fai? Sì, sì, scosse di assestamento, 200 scosse di assestamento registrate fino a quest'ora, sì, non un altro terremoto, scosse di assestamento, sì, sì. Quindi diciamo che la Terra continua ancora a tremare, sperando, hanno detto gli esperti, che non accade qualche altro terremoto per domani. Quindi c'è ancora il pericolo che possa innescarsi un altro potente terremoto. Quindi sempre massima allerta in Albania perché i sismologi giustamente non possono dire non c'è pericolo perché sarebbe impossibile. Quindi massima attenzione, hanno consigliato a molte persone in edifici che stanno un poco, sapete, non sono tanti buoni, di dormire perlomeno stasera nelle auto, se possibilmente a piani bassi, ma cercare di evitare perlomeno stanotte di stare in edifici molto alti. Quindi hanno detto se potete arrangiarvi una serata in auto, in campeggio, perché la giornata è ancora buona, quindi si può fare. Però già dopodomani, ragazzi, incomincerà a piovere, quindi non sarà possibile. Quindi hanno detto perlomeno a tutta la popolazione se possono di dormire all'aperto, lontano da palazzi alti e tutto, quindi onde evitare perché, ripeto, loro non possono prevedere i terremoti, però siccome ci sta questa scia che non termina, allora anche loro sono preoccupatissimi, quindi non è che possono dire no, non succederà nulla, perché poi prende e succede, che facciamo? Sì, sì, la 6.5, lo so, Lupus, però giustamente è una responsabilità questa, quindi loro non possono dire, Lupus, no, andate a casa, state tranquilli perché non avverrà nessuna cosa, sarebbe da pazzi, da imprudenti dire una cosa così, loro lo hanno detto che può capitare che stanotte faccia lo stesso terremoto come stamattina, quindi hanno detto se potete, se avete mezzi, perlomeno cercate di stare in auto, se avete una casa a pian terreno va bene, ma negli edifici alti ha detto lasciate stare perché se arriva una scossa non avrete tempo di scappare, questo hanno detto. Quindi hanno detto perlomeno in questi 2 giorni che è successo questo. Dopo te lo metto sotto questo commento. Commentami sotto questo video qui. Dopo che ho terminato, se tu mi lasci commentami sotto il video normale, questo qua, come qua io ho finito la diretta. Scrivi a Alibaba, dici Giuseppe, puoi mettere il link qui? E io te lo metto lì direttamente, capi? Perché è in albanese, quindi poi ti fa la traduzione tu e vedi tu, capisci? Io ti passo solamente diciamo dove l'ho pescato io, quindi questo te lo posso fare. Però mi devi mettere un commento sotto al mio video, questo qua. Dici Giuseppe, mi metti il link qua. Quindi a termine del video fai così.
Sì, sì, no, basta che mi lasciate un commento, ragazzi, quindi io lo metto sotto lì. Mettete un Giuseppe, mettimi il link, io piglio e ve lo giro, quindi vedrete anche voi che non vi dico bugie, in effetti è in albanese, quindi diciamo che vi passo questo qua, perché ce ne stanno un sacco di albanesi, quindi questo qua diciamo che dice così, quindi più o meno ce ne stanno un sacco, però io vi passo questo qua che è quello lì, diciamo, più o meno aggiornato. Questo qua tra uno e l'altro, quindi cambia solo un po', che qua ci stanno 22 vittime e 600 feriti, mentre nell'altro ce ne stanno già 700, vabbè, ma qui ci sta quello lì che ha detto che sto Cani Gurguri che ha previsto in uno spettacolo televisivo che sarebbe stato, vi passo questo qui, solo con la differenza che diciamo i feriti sono 700, qua porta ancora 600 perché non è aggiornato come quell'altro lì. Quindi diciamo poi porta tutto, quindi anche la previsione, tutto quello che volete. Quindi vi giro questo qui. Quindi basta che mi mettete un commento, io ve lo passo direttamente. Quindi perché, ripeto, poi usate il traduttore perché ragazzi è albanese, non è italiano. Io ho girato 4-5 siti albanesi, però questo qua è quello che più mi ha fatto per il fatto di questo uomo che l'ha predetto. Poi diciamo non è aggiornato sui feriti, però sulle vittime si trova, quindi i 200 colpi inter in Albania, però significa 200 colpi, sarebbe cioè 200 scosse di assestamento, però lo capirete, purtroppo la traduzione non è sempre perfetta. Però vi giro questo qua che è quello lì più sfizioso, nel senso che leggerete che questo Gurgur ha predetto con precisione. Quindi lui ha detto proprio tra il 25 e il 27, quindi diciamo che questo non so come ha fatto ragazzi, ma l'ha fatto comunque. Quindi ragazzi, se qualcosa io domani mattina faccio un ulteriore aggiornamento sperando che non aumentino, quindi stiamo a 22, diciamo, feriti, 700, 22 morti, 700 feriti e ancora sì, sì, basta mettere un commento, io lascio il link dove potete andare. Ripeto, è in albanese, quindi poi lo dovete tradurre. Andate sul, come si chiama, sul traduttore, lo traducete come faccio io. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata. Domani mattina faccio un ulteriore aggiornamento, quindi sperando che sì, sì, stiamo tutti allerta, ragazzi, avete sempre un occhio aperto, non si può mai sapere, perché qua, ripeto, agli amici della Puglia non voglio fare allarmismi, però state attenti, diciamo, se può accadere, quindi non è che io dico, però giustamente questi qua, pure in mare Adriatico, sta facendo un sacco di scosse, per l'amor di Dio, ripeto, è una cosa rara, però ragazzi, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Controllate sempre l'SMC, non andate sull'INCV perché non è aggiornato, ripeto, proprio per essere precisi, perché quello lì, l'INCV, non porta in tempo reale. Quindi avete acceso su una pagina l'SMC e guardate la situazione come sta. In effetti, allora, lo tsunami, ragazzi, in effetti voi leggerete sull'SMC Adriatic, no, con la SMC, deve mettere la E davanti alla S. Quindi poi andate il primo che vi capita subito sopra, il primo. A ottobre l'ha predetto, mo l'ho fatto la traduzione dal... Stava in uno spettacolo televisivo a ottobre e ha detto che a novembre tra il 25 e il 27 ci sarebbe stato un forte terremoto in Albania. Guarda strano, questo l'ha detto a ottobre in una TV che poi ci sta pure l'intervista. Voi potete cliccare sopra dove sta scritto in un'intervista, poi ve lo giro questo link, windowwar.net e qui ci sta la sua intervista pure, quindi potete anche andare a vedere l'intervista, è in albanese ragazzi, lo ripeto, però vi togliete lo sfizio di andare a guardarlo, quindi ve lo giro sotto a questo video, sotto a qualche commento. Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani, quindi massima attenzione, controllate l'SMC e no in GV
perché non è aggiornato. Quindi un occhio aperto e un occhio chiuso. Buonanotte a tutti ragazzi e a domani.